Buongiorno a tutti, saluto tutti. Ho di fianco a me il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, vedo il Presidente del Consiglio regionale Val d'Aosta Alberto Berten e saluto, il Presidente della Provincia Autonoma Walter Kaswalder, buongiorno, e siamo in attesa che si colleghi con noi la Presidente Rita Mattei, di Trento e Bolzano naturalmente. E io vi do il benvenuto, noi siamo qui in una sede importante, prestigiosa dell'Università di Udine, Palazzo Antonini Maseri, e abbiamo voluto che fosse così, questa la sede, che è sede del rettorato, ma insomma questo è il salone d'onore, è il posto più, diciamo, significativo, la sede più significativa dell'Università di Udine, per dare, eccola, la Presidente Rita Mattei, per dare l'avvio a questa collaborazione. Io sono particolarmente entusiasta, soddisfatto di questa iniziativa, non solo perché un rettore in periodo di pandemia soffre per mille cose, quindi tutto ciò che è positivo è ben accetto, ma anche perché vede sostanzialmente unita con gli stessi obiettivi la ricerca scientifica, gli obiettivi scientifici con la politica, per cercare di creare questa forte partnership sui temi della specialità delle nostre realtà territoriali. Com'è anche vicino a me è la professoressa Elena D'Orlando, che è direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche del nostro Ateneo, dell'Ateneo Friulano, e abbiamo anche come ospite il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais, e quindi ci fa molto piacere che sia oggi qui con noi anche ad assistere a questa riunione. Ricordo che il progetto appunto nasce da pregresse esperienze anche dell'Osservatorio sull'autonomia speciale, che è stato lanciato sempre dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, oltre che dal Laboratorio di Innovazione Istituzionale per l'Autonomia Integrale le autonomie speciali alpine della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, quindi diciamo ha già delle basi, oltre naturalmente alle relazioni che esistono fra queste entità. E quello che per me è importante è poi che ci sia naturalmente l'idea di sviluppare e individuare argomenti e tematiche per progetti scientifici di interesse comune. Quindi da questo punto di vista l'accordo, che è triennale e rinnovabile per un altro triennio, potrà essere un grande laboratorio per mettere appunto anche delle valutazioni e delle riflessioni che servono a tutto il mondo che ruota attorno ai temi della specialità regionale. Io credo che poi, per quanto ci riguarda, lo dirà meglio di me sicuramente il Presidente Zanin, quello che spicca insomma nei nostri ambiti è la tutela delle minoranze linguistiche, il sostegno e comunque la profonda attenzione alle politiche transfrontaliere, e poi l'intervento in aree specifiche. In questo momento anche da noi si fa un gran parlare, ma non solo a parlare, si cerca anche di agire per quanto riguarda le realtà montane che vivono di un difficile momento di spopolamento, ma che hanno evidentemente necessità e anche probabilmente possibilità di sviluppare progettualità futura. Quindi io vi ringrazio innanzitutto di essere presenti con noi adesso e soprattutto di aver condiviso questa
la sottoscrizione di questa convenzione, che è stata accolta veramente con grande favore all'interno dei nostri organi di governo. E passerei la parola al Presidente Piero Mauro Zanin, Presidente del nostro Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Grazie magnifico Rettore. Ma intanto voglio ringraziare te e tutto il tuo staff, professor Sad Orlando, per il supporto tecnico che avete dato ai consigli regionali delle regioni speciali alpine. Voglio dire, testimonio, do atto dell'impegno dell'Università di Udine nella cosiddetta terza missione, cioè questa università che oltre la parte della didattica e quella della ricerca sempre più cerca di aiutare, supportare, proporre, integrare tutta una serie di iniziative sul territorio e sulle istituzioni che rappresenta il territorio nel quale è insediata. E credo che rispetto a questo, questa terza missione sarà sempre più importante sia per l'università, ma credo anche per l'intera comunità regionale. Quindi complimenti e ringraziamo l'Università di Udine per questo impegno. Saluto i colleghi, Alberto Berten, Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Rita Maffei, Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano, Walter Casvalder, Presidente del Consiglio provinciale di Trento, e sono anche molto contento che l'amico Michele Pais, Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, in regione per altri impegni, abbia voluto in qualche modo essere vicino a noi, perché credo che insomma questo tipo di esperienza possa essere anche in qualche modo implementata, diciamo, aumentata, anche con un interessamento delle due regioni a statuto speciale mediterranee, la Sardegna e la Sicilia. Perché è importante fare un gioco di squadra. Ha senso immaginare una convenzione che tra i consigli regionali e provinciali rifletta ancora sulle specificità e sulle motivazioni di una regione sottospeciale oggi, dopo la pandemia? Ma io credo che abbia tanto senso, anche perché, guardate, l'attacco che viene fatto in qualche modo all'autonomia in genere, alla specialità, che insomma, non dimentichiamolo, si basa sulle nostre realtà, ma anche, voglio inserire la Sardegna in questo, su quello che diceva il magnifico Rettore, cioè la specialità si basa sulla differenza linguistica, sulla minoranza linguistica, e quindi su un progetto culturale identitario che fa diciamo, riconoscere le comunità facenti parte di una medesima storia, di una medesima anche futuro, devo dire, e di un medesimo presente. Dico, è molto importante perché se leggiamo il Gazzettino di oggi, nell'edizione di Treviso, in prima pagina c'è scritto: Treviso ammessa preghiera antiautonomista. Cioè, è stata letta ieri nelle chiese della provincia diciamo così, un appello contro le autonomie. Allora, credo che insomma attività di questo tipo servano proprio a chiarire qual è la funzione di un'autonomia. Diciamo prima, specialità legata alla minoranza. La minoranza, voglio dire, è in qualche modo qualcosa che resiste rispetto a una globalizzazione, e la globalizzazione ha dimostrato anche durante la pandemia grossi limiti, non solo in termini economici e sociali, ma anche in termini etici, dal mio punto di vista. E quindi difendere l'autonomia, difendere la specialità vuole in qualche modo dire difendere la dignità dell'uomo, i valori umani, prima di tutto. E questo va fatto non solo con una rivendicazione che guardi al passato, una rivendicazione che sia unicamente egoistica, che sia rinchiudersi, non è, voglio dire, l'autonomia, la specialità non è ci interessiamo solo di noi stessi e ci disinteressiamo del vicino.
L'autonomia vuol dire rafforzare le proprie identità e anche la propria consapevolezza di quello che siamo in un panorama che deve guardare chiaramente all'Europa, perché a nessuno sfugge che nonostante la crisi di questa globalizzazione gli scontri sul futuro saranno tra grosse potenze. La geopolitica mondiale mette di fronte gli Stati Uniti, l'India, la Cina. È chiaro che noi di fronte a questo non possiamo competere né con le singole comunità, ancorché autonome, né con i singoli Stati. Immagina di competere in questo scenario arroccandosi su principi magari sovranisti, voglio dire. Credo che la storia lo in qualche modo lo farà vedere che questa è una cosa che ha scarso respiro. E quindi bisogna immaginare che il competitor deve essere l'Europa. Ma quale Europa? Un'Europa delle comunità che sanno chi sono, delle identità, delle autonomie, dei popoli, che guardano quindi a un interesse che difende la propria identità, la propria storia, ma guarda anche a le competizioni mondiali e globali. Allora, per far questo dobbiamo essere strutturati e dobbiamo anche assumere delle responsabilità rispetto a un percorso di approfondimento che questa convenzione, caro Rettore, credo che metta bene in luce. Ci mettiamo insieme per una riflessione, come dicevo prima, pur nelle singole autonomie, pur nelle singole realtà, che sia sinergica rispetto a questa costruzione della comunità europea fatta da popoli e regioni. Quindi una forza che moltiplica esponenzialmente, secondo me, la capacità di interlocuzione. E lo dico perché poi alcuni di noi hanno questo straordinario scenario nel futuro che si sta costruendo nella conferenza sul futuro dell'Europa. Io e Michele, che partecipiamo al comitato delle regioni, vediamo insomma che c'è una richiesta di un intervento importante delle regioni e delle autonomie locali nel processo di costruzione della futura Europa. E allora credo che da questi argomenti che il comitato tecnico scientifico, che ringrazio e vedo qui presenti i segretari generali dei consigli delle due province e delle due regioni autonome, credo che in qualche modo possano fare. Gli argomenti che tratteremo da qui a 3 anni dura la convenzione, poi può essere rinnovata, ma anche integrata con gli amici sardi e siciliani, parla di argomenti fondamentali come il problema della relazione finanziaria tra lo Stato e le regioni. Tutti noi abbiamo sofferto come regione speciale della contribuzione al risanamento dello Stato, no? Il Friuli Venezia Giulia vuol dire 1 miliardo circa nel tempo, e questo ha voluto dire in termini di tagli prospettici sul bilancio regionale. E quindi bisogna immaginare insomma come vengono costruiti questi rapporti finanziari alla luce di uno scenario che è cambiato, perché siamo passati dall'Europa dei tagli all'Europa adesso del piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi di un rilancio, quindi di risorse disponibili. Anche rispetto a questo credo che anche dal punto di vista del rapporto tra tasse e Stato centrale debba essere ripensato, visto che adesso appunto dallo Stato e dall'Europa arrivano queste ingenti risorse. Una parte altra su questo anche la rivisitazione dello statuto. A me piace salutare qui la professoressa D'Orlando e le faccio le congratulazioni perché è stata appena nominata presidente della commissione paritetica e quindi insomma in medias res, voglio dire, no? In questa convenzione il nuovo incarico che hai assunto credo che ci aiuterà in questo, perché c'è anche tutto il rapporto del come costruiamo il nuovo statuto, i rapporti degli statuti, i rapporti delle paritetiche, i rapporti legislativi fra Stato centrale e regione. Una parte importante che so che sta a cuore a Alberto, dirà lui dopo, è il problema delle zone franche, quindi come immaginiamo in questo rapporto tra comunità anche transfrontaliere che sono molto vicine che hanno rapporti importanti dal punto di vista sociale ed economico, come ragioniamo in futuro sulle zone franche. La parte che riguarda la provincia di Trento ha un titolo sulle autonomie speciali alpine, la valorizzazione e l'innovazione di queste autonomie attraverso anche l'organizzazione degli statuti, come dicevamo. E poi la provincia di Bolzano, tutta la parte relativa alla cooperazione e alla sussidiarietà
cioè come le regioni a statuto speciale si inseriscono in questa richiesta di etica della responsabilità sulle comunità e come in qualche modo si crea questa sinergia tra regioni a statuto speciale e autonomie locali che poi in qualche parte devono godere e usufruire di parte di questa specialità che oggi viene richiesta alla regione, in quell'ottica, dicevo prima, del coinvolgimento delle comunità. Quindi insomma argomenti ce ne sono, sono molto contento, insomma, credo che siamo proprio just in time, direbbero i giapponesi nella loro produzione manifatturiera, siamo giusto nel tempo nel quale queste cose diventano di attualità anche per le condizioni che ci sono al contorno. Quindi ringrazio tutti coloro che hanno contribuito, gli amici presidenti, i segretari generali, l'università, e ci aspettiamo, io personalmente mi aspetto molto, proprio perché credo che questa convenzione sia una risposta a quella lettera che è arrivata dalle parte delle parrocchie di Treviso, per cui sembrava che dovessimo andare in un senso anti-autonomistico. Poi leggeremo meglio, insomma io ho letto il titolo, però dico proprio oggi firmiamo la convenzione di collaborazione sulle speciali e un importante giornale dice forse dobbiamo andare verso un'autonomia ridotta. Ecco, io credo invece di no, però per dimostrarlo che siamo capaci dobbiamo saper fare. Per saper fare c'è questa convenzione e saremo misurati sulle cose che proponiamo. Grazie, grazie Presidente. Vabbè, insomma, di fronte a una preghiera snoccioneremo un rosario di iniziative. Allora, è stato nominato, insomma, il Presidente Zalin ha fatto un excursus anche dei diversi ambiti in cui si muovono gli altri componenti di questo accordo. Io però passerei la parola al Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Berten, che è stato, mi pare, chiamato in causa varie volte. Inizierei da lui un giro di tavolo virtuale, come si dice, per poi concluderlo con la professoressa D'Orlando. Prego, Presidente. Grazie, da ringraziare tutti per il lavoro svolto in questa fase preparatoria, che tra l'altro è stato anche piuttosto lungo per raggiungere questo accordo. Un accordo, a mio avviso, molto significativo, che dà il via a una collaborazione strutturata da autonomie speciali alpine, territori diversi ma che hanno in comune una storia autonomistica lunga, e che questa collaborazione non può che rafforzare, come diceva giustamente il Presidente del Friuli, in una prospettiva che non può essere che quella europea. Questo ci permetterà, questa convenzione, di mettere a disposizione delle nostre assemblee legislative degli strumenti di riflessione condivisa attraverso studi, ricerche e convegni, che non potrà che rafforzare, oltre alla nostra collaborazione, le nostre autonomie, ed anche diffondere, al di là dei nostri territori, una cultura regionalista e, perché no, federalista, che in questo momento è spesso messa in discussione. Anche questa operazione di diffusione della cultura autonomista, regionalista e, perché no, dico, federalista, credo che possa essere utile, che si possa svolgere anche attraverso questa convenzione. Come si accennava in precedenza, il nostro primo appuntamento nell'ambito di questa convenzione sarà dedicato alla fiscalità differenziata e alle zone franche, qualcosa che si lega al passato ma che ha una prospettiva per il futuro. Si farà un'analisi comparatistica di tutte le varie esperienze europee su questo tema, che ci permetterà appunto anche in questo caso di fornirci degli strumenti di analisi e di riflessione in un settore come quello del fiscale, delle prospettive di crescita economica, importante anche in questa fase. Per territori come i nostri, nel caso delle 3 regioni, le 3 entità di cui siamo presenti nella convenzione, che hanno molto in comune, in particolare per quel che riguarda i territori alpini, territori che non possono diventare soltanto dei parchi giochi, delle metropoli vicine, ma che devono avere uno sviluppo autonomo legato al proprio territorio, un territorio magnifico e unico, e alla propria cultura. Territorio e cultura che dai nostri territori
è difficilmente scindibile e che deve essere rispettata nello sviluppo futuro. E appunto anche questi strumenti come le zone franche o un uso diverso dei tributi deve andare appunto in questa direzione, dare ai nostri territori uno sviluppo armonico, ecocompatibile e di lungo periodo. Questo sarà il primo appuntamento che si svolgerà ad Aosta il 17 settembre, che credo che sarà un momento importante per iniziare un lavoro comune con le altre realtà e, come si evidenziava, è una cosa che se fatta insieme assume molto più valore e può essere più utile per tutti, per le tre realtà coinvolte, ma anche in prospettiva per altre realtà. Per ringraziare tutti, vi auguro un buon lavoro. Grazie, grazie Presidente per aver non solo ricordato l'ambito che sta a cuore, naturalmente, pur in tutto il contesto generale alla Valle d'Aosta, ma anche il primo appuntamento del 17 settembre, una giornata appunto dedicata alla flessibilità fiscale. E ora passerei la parola al Presidente del Consiglio Provinciale di Bolzano, Rita Mattei, che vedo con noi. Buongiorno, prego. Ecco. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì? Buongiorno a tutti, innanzitutto, mi scuso per il breve ritardo, ma ho avuto purtroppo problemi di connessione. Innanzitutto, io naturalmente adesso sono stata eletta da poco Presidente del Consiglio, quindi naturalmente subentro al lavoro già fatto dal mio predecessore, ma accolgo naturalmente con favore e soddisfazione questo tavolo interregionale che è stato istituito, perché ovviamente soprattutto noi come regioni autonome, l'Alto Adige in maniera naturalmente particolare, perché abbiamo una situazione anche molto particolare rispetto magari ad altre regioni. Qualsiasi iniziativa che venga presa in ragione di poter tutelare in qualsiasi maniera le regioni appunto a statuto autonomo, a mio parere ben venga, soprattutto in questo momento io ritengo dove siamo ancora naturalmente in emergenza Covid. Noi abbiamo visto soprattutto in questo ultimo anno come è stato complicata la gestione naturalmente anche dell'emergenza Covid a livello nazionale, e noi sappiamo benissimo che ovviamente tutte le regioni hanno dovuto chiaramente gestirla anche a livello regionale e nel caso nostro provinciale. E io dico fortunatamente nel nostro caso in Alto Adige come regione autonoma abbiamo potuto intervenire in determinate situazioni naturalmente nello specifico per gestire determinate situazioni e regole da applicare. E quindi io ritengo proprio mai come in questo caso si è visto come è indispensabile veramente mantenere e portare avanti il più possibile l'autonomia e soprattutto naturalmente riuscire a mantenerla e gestirla il più possibile al meglio. Tutto per cui, per quel che mi riguarda, naturalmente, come ho detto già prima, ben venga questo progetto e naturalmente mi vede molto favorevole. Ritengo che sia molto ma molto importante. Quindi tutti i passi che servano con la sensibilità naturalmente politica e particolare di ogni territorio vanno certamente portate avanti. Grazie. Grazie anche per aver ribadito appunto l'importanza di questo tipo di approccio e di accordo
proprio per dare più peso e valore alla discussione sulle autonomie. Passerei adesso la parola al Presidente del Consiglio Provinciale di Trento, Walter Kaswalder, che saluto naturalmente. Prego. Buongiorno, grazie di cuore dell'invito. Mi associo ai saluti fatti dal Presidente Zanin, a tutti i Presidenti che sono collegati, a tutti gli insegnanti, per primo modo al Rettore Pinton dell'Università di Udine e anche da parte del Consiglio Provinciale di Trento. Le cose da dire sarebbero molte, perché chiaramente quando si parla di autonomia è veramente un mondo immenso, no? Anche perché io lo dico con sincerità, io sono un vecchio autonomista, ho cominciato nel 1974, per cui sono esattamente tanti anni, faccio parte di un mondo autonomista e devo dire che è importante questa iniziativa, perché parliamoci chiaro, qualsiasi governo che c'è sicuramente non ha una grande disponibilità nei confronti dell'autonomia, basta vedere quante volte ci impugnano le leggi. Per fortuna devo dire che il Trentino Alto Adige e Sud Tirolo ha uno statuto abbastanza consolidato e tante volte riusciamo a cavarcela, però questo dimostra la poca sensibilità che c'è a livello nazionale nei confronti dell'autonomia, per cui credo che ben vengano queste iniziative per far capire che valore ha l'autonomia. Proprio ieri, guardando la televisione che non guardo mai, ma ieri mattina da noi era brutto tempo, guardavo a Kilimangiaro, c'era una bellissima trasmissione che parlava dei contadini di montagna in Romania. Romania fa parte anche questa della comunità europea, al confine con l'Ucraina. Ecco, devo dire che se noi vediamo i progressi che abbiamo fatto nelle nostre montagne, perché noi siamo 3 regioni di confine, innanzitutto 3 regioni con un territorio montano che ci accomuna, e tutti e 3 abbiamo una minoranza etnica, per cui siamo accomunati anche da queste cose. E facciamo vedere la vita in montagna che hanno queste comunità. Non hanno addirittura l'acqua, non c'è la viabilità, proprio un'agricoltura di pura sussistenza, con i figli che chiaramente abbandonano questa montagna perché non si può vivere in quelle condizioni. Se noi guardiamo i progressi che abbiamo fatto nelle nostre 3 regioni, grazie in particolar modo all'autonomia, grazie all'autogoverno, grazie anche alla capacità finanziaria che abbiamo avuto, perché bisogna dire anche questo, però abbiamo fatto crescere la nostra montagna in particolar modo sia dal punto di vista agricolo, sia dal punto di vista zootecnico, ma anche dal punto di vista turistico, per cui il Trentino, l'Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e la Val d'Aosta sono regioni che sono ambite anche dal punto di vista turistico, per cui siamo riusciti a far mantenere la gente in montagna, a lavorare in montagna, e questo vuol dire poter far sì che non ci sia degrado, perché sapete benissimo che nel momento in cui si abbandona la montagna vuol dire degrado e tutto quello che ne consegue, no? Le cose da dire sarebbero molte, no? E credo che però bisogna, come è stato detto prima dal Presidente Zanin, far capire anche alle regioni a statuto ordinario qual è la prerogativa e qual è la qualità di vita nelle regioni a statuto speciale. Il nostro obiettivo è far sì che tutte le regioni abbiano la possibilità di autogoverno, anche perché io dico sempre una cosa, e lo dico sempre, ho fatto anche il sindaco tanti anni: più il potere amministrativo è vicino alle comunità, è vicino alla gente, e più è controllato, perché se io guardo i sindaci, nel momento in cui te fai il sindaco di un comune anche di 3, 4, 5 mila abitanti, la gente viene e ti tira per la giacca e dice: guarda sindaco, questo non funziona. Stessa roba è qua da noi. Noi siamo una provincia di 500.000 abitanti, ci conosciamo tutti, cioè si cerca di governare al meglio. Più è distante il potere amministrativo della gente, perché io a livello romano non ci vado, o vado a livello europeo ancora più lontano, per cui il potere decentrare l'amministrazione più vicina al popolo io credo che sia importante, perché più è controllata. Detto questo, se non hai cose da dire salutante, faccio anche i complimenti. Ho visto che il comitato scientifico, e poi questo credo che sia il nucleo più importante, ho visto che il comitato scientifico è formato da persone di alta qualità. Ho visto che per il primo triennio il dottor Tognati, che io ho una grande stima perché veramente è un professore, non conosco molto meno gli altri, Tognati invece insegna all'Università di Trento, lo seguo anche perché spesso e volentieri esce con qualche sua dichiarazione sui giornali, so che è stato dentro anche una consulta dell'Alto Adige, perché è una persona veramente che conosce a fondo l'autonomia, è una persona di altissima qualità, per cui fa piacere che per i primi 3 anni sia lui poi il coordinatore del comitato scientifico, ma credo che anche le altre persone, mi riferisco ad Orlando, Louvain, anche quello conosco, e Franco Postal poi è stato anche un dirigente della provincia, anche lui molto stimato, per cui abbiamo un comitato scientifico di altissima qualità.
L'importante è che se ci sono problemi noi ci siamo per darvi una mano, perché effettivamente le autonomie che in questo momento da sempre sono sempre sotto attacco riescono a far capire alle regioni a statuto ordinario qual è il valore che ha l'autogoverno. Per cui da parte mia sono a piena condivisione di questo progetto. Ringrazio il preside dell'università, il rettore, io dico preside, insomma ormai sono di vecchia generazione, il rettore dell'università di Udine per questa bella iniziativa, e i presidenti delle varie regioni, insomma un saluto, perché credo che sia importante lavorare insieme. Termino con un detto: la cooperazione trentina dice, uno dei motti della cooperazione trentina è insieme si può. Ecco, io credo che questo sia importante, insieme si può, per far capire e superare quelle che sono le difficoltà, in particolar modo delle nostre regioni a statuto speciale. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente, anche insomma chiaro, far conoscere le realtà è assolutamente importante. Prendo l'assist perché ha citato il comitato scientifico, che è composto evidentemente dalle persone che ha detto di alto livello, che ha funzioni poi di proposta, propulsione, valutazione e coordinamento generale. Ricordo che c'è anche un comitato direttivo che è composto dai segretari generali, dal rettore pro tempore o dai loro delegati. Prima di passare la parola, anche per una cosa conclusiva, alla professoressa D'Orlando, che è parte, come è stato ricordato, del comitato scientifico, chiederei al presidente Michele Pais del Consiglio regionale di Sardegna se vuole dare un saluto ai colleghi visto che è seduto qui al tavolo con noi. Mi alzo anche Prego. in segno di rispetto insomma, e di gratitudine nei confronti del collega Zanin, che ha voluto coinvolgermi in questa iniziativa. Il tema dell'autonomismo e della specialità è un tema assai caro alla Sardegna. La Sardegna fa della propria specificità uno dei tratti principali del suo essere. Proprio da pochissimo tempo noi abbiamo ricordato una figura storica che era Camillo Sarda, Camillo Bellini. Una delle elaborazioni più importanti di Camillo Bellini, che combatté proprio in Friuli Venezia Giulia. Conosciamo diciamo il tributo di sangue che i sardi dettero durante la prima guerra mondiale. E come dicevo, una delle elaborazioni più importanti di Camillo Bellini era proprio l'autonomismo, la specialità delle regioni, che guardate, non deve essere intesa come semplice autonomia burocratica, amministrativa o anche economica. L'autonomismo è un fatto della coscienza. Bisogna essere consapevoli di questo autonomismo, di questa autonomia, che perché altrimenti diventa solamente una delega di poteri amministrativi che poi svilisce questo concetto. L'iniziativa che voi state facendo è un'iniziativa che io prenderei a modello, che estenderei anche alle altre due regioni, la Sicilia e la Sardegna, proprio perché per evitare che conquiste storiche che questi territori hanno fatto con grande sacrificio e direi anche sangue, non vengano sviliti da un neocentralismo che purtroppo si sta riaffermando. Quindi grazie per quello che state facendo, troverete sempre la Sardegna al fianco vostro in questa iniziativa. Grazie. Bene, grazie anche al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Io chiederei adesso a Elena D'Orlando, è stata chiamata in caso più volte, al referente poi della convenzione quadro per quanto riguarda il nostro Ateneo, e per
dare qualche altra nota su quanto, perché c'è un'università in tutto questo e non solo la politica, come ricordava prima il Presidente Zanin, quello che è l'attività di ricerca, la valorizzazione dell'attività della ricerca, la progettazione sul territorio si traduca in quella che ancora deve essere definita, ma stiamo cercando di farlo, soprattutto almeno qui da noi, insomma anche a Trento, con grande impegno, la famosa terza missione. Prego. Grazie magnifico Rettore, infatti vorrei proprio partire dall'università per esprimere con una parola il mio stato d'animo prevalente in questo momento. Orgoglio. Sono estremamente orgogliosa che dopo tanti anni di studio appassionato di questi temi e anche, se vogliamo, di militanza civica, non partitica ma civica, sì, mia, e dei colleghi che con me formano il comitato scientifico, siamo riusciti a radicare nella nostra università, in un'ideale staffetta con l'Università di Trento e con l'opera, diciamo, grandiosa che ha svolto, come ricordava il Presidente Casvalder, il professor Toniati a Trento, che siamo adesso riusciti con questo cambio di staffetta a radicare qui, nell'Università di Udine, nella nostra università, questo pensatoio, cioè questo luogo che, come dice la stessa Convenzione Quadro, noi concepiamo come una sede di confronto e di dialogo permanente in cui gli studiosi, in questo caso di diritto pubblico e in particolare specializzati sul tema delle autonomie locali, e vi assicuro non siamo molti in Italia, mettono le loro competenze tecniche, mettono la loro passione civica a favore dell'autonomia al servizio delle istituzioni territoriali. E in questo senso, come ricordava il Presidente Zanin e il magnifico Rettore poi, noi riteniamo che questo sia un atto particolarmente significativo e qualificante, la cosiddetta terza missione della nostra università. E per questo ribadisco, sono particolarmente orgogliosa e devo dire anche un po' emozionata, perché questo è un percorso che parte molto da lontano e spesso ho avuto anche la sensazione che non si riuscisse mai a portare a termine. Però ecco, ce l'abbiamo fatta e per cui veramente la mia soddisfazione è enorme. I temi che abbiamo concordato con i presidenti e che sono alla nostra attenzione, come ricordava il Presidente Zanin, sono molti, particolarmente attuali. Inizieremo, come ricordato anche dal Presidente Bertin, con l'incontro ad Aosta il 17 di settembre sul tema delle zone franche. Un tema che per molti aspetti potrebbe sembrare desueto, ma che invece noi riteniamo possa essere oggetto di una rilettura attualizzata al passo con i tempi, perché pensiamo che la flessibilità, in particolare degli ordinamenti tributari, possa essere un fattore di riequilibrio di alcune disparità territoriali ancora persistenti nelle nostre regioni e possa risultare un fattore positivo anche in termini di competitività dei nostri sistemi. Ovviamente sempre in un quadro di unità e di solidarietà nazionale. Poi la seconda tappa, lo abbiamo diciamo messo nero su bianco questa mattina proprio nella riunione del comitato direttivo, sarà a Trento, dove approfondiremo invece il ruolo dei consigli regionali nell'ambito della forma di governo regionale, che noi sappiamo proprio in virtù dell'elezione diretta del Presidente è una forma di governo molto diciamo centrata sull'esecutivo, ma all'interno della quale noi riteniamo vadano recuperate alcune importanti prerogative consiliari, a partire in particolare dai temi relativi alla qualità della legislazione, la valutazione delle politiche pubbliche, il ruolo di indirizzo e controllo che spetta ai consigli regionali. La terza tappa invece la giocheremo qui in casa, tra virgolette, e riguarderà il tema molto delicato per tutte le autonomie speciali, che è quello riguardante le relazioni finanziarie con lo Stato. Questo è un terreno su cui tutte le autonomie speciali hanno dimostrato la loro specialità, non solo rispetto alle regioni ordinarie, ma anche tra di loro. Infatti noi sappiamo perfettamente
considerato l'uditorio a cui mi sto rivolgendo, che le autonomie speciali sono una diversa dall'altra. Il terreno delle relazioni finanziarie, secondo me, ha dato prova di queste diversità, anche se purtroppo abbiamo dovuto subire delle politiche pubbliche negli ultimi anni dovute alla crisi economico-finanziaria prima, alla crisi pandemica poi, che tutto sommato hanno livellato in modo abbastanza uniforme, diciamo, il ruolo anche dell'autonomia speciale che, come ricordava il presidente Zanin, è stata chiamata a dare dei contributi molto rilevanti agli equilibri di finanza pubblica. E last but not least, l'ultimo appuntamento sarà a Bolzano, dove si approfondirà un tema particolarmente interessante, perlomeno che a me sta molto a cuore, quello che è stato ricordato essere il rapporto tra le regioni e le province autonome e il loro sistema delle autonomie locali. Anche questo è un tema di fondamentale importanza per le regioni speciali, perché noi sappiamo che le regioni speciali sono le uniche nel nostro ordinamento che hanno una potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali. E questo che cosa significa? Significa che possono disciplinare il sistema regioni e autonomie locali, diciamo assecondando quelle che sono le peculiarità, potremmo dire, del capitale sociale, del capitale territoriale che ci contraddistingue. E questo è un tema molto importante anche sotto il profilo dei rapporti finanziari, perché può sviluppare, diciamo, delle situazioni virtuose per cui la regione o provincia autonoma si fa garante degli equilibri di finanza pubblica al proprio interno e quindi riesce a far sì che il sistema integrato regione, provincia e enti locali dialoghi con una voce sola nei confronti dello Stato, e questo, è inutile sottolinearlo, comporta dei vantaggi enormi, perché, e questo è il tema secondo me più centrale che riguarda anche la nostra attività di terza missione, noi dobbiamo far capire che l'autonomia non è un concetto da Amarcord, non è un concetto démodé, non è un concetto escludente, non è un concetto, diciamo, campanilistico, ma è un concetto che pervade tutte le politiche pubbliche di un ente territoriale. Cioè quel filo rosso che è capace di cucire insieme tutti i vari settori di un ordinamento territoriale, contraddistinguendoli in un determinato modo, cioè nel modo che è più congeniale all'identità di quella data comunità. Quindi penso che questa sia la nostra missione principale, diffondere conoscenza e accanto a questo e prima di questo evidentemente svolgere attività di ricerca scientifica altamente qualificata per poter metterci sempre di più e in modo sempre più efficace al servizio delle nostre istituzioni. Chiudo ringraziando di cuore il magnifico Rettore, che devo dire su questo tema che, diciamo, scientificamente direi non è nelle sue corde, ha dimostrato comunque una sensibilità straordinaria e un'apertura di credito, potremmo dire, nei miei confronti, di cui davvero gli sono grata, ma veramente di cuore. Grazie. Grazie, grazie. Ma sai che poi il credito viene esigito dopo la fine, no? Quindi, no, beh, d'altra parte, insomma, una qualche attività congiunta, il presidente Casfaldo prima mi aveva chiamato preside, io sono stato preside d'Agraria nel momento in cui abbiamo creato quella bellissima collaborazione con l'Università di Trento per il corso di viticoltura e enologia, quale ambasciatore meglio del vino, tanto più nelle regioni e nelle province autonome che abbiamo citato, che sono campioni di questo. E al di là di questo io credo che sia importante quello che hai detto, quello che ha detto la professoressa D'Orlando, e già delineando le tappe, quindi al di là della concretezza del programma, che prevede naturalmente queste diverse ulteriori specificità messe a sistema per
per quanto riguarda la ricerca e la discussione. Esistono già, però ci si chiedeva prima con il Presidente Zanin, come poi quando ci incontreremo e come, che siano già previste delle tappe, perché è fondamentale non solo il progetto, come si dice sempre fra di noi, ma il follow up, cosa succede dopo, che andranno itineranti, un po'. Naturalmente staremo attenti agli assembramenti, non facciamo come le partite degli europei, ma anche e questo credo che aiuti molto di più anche a rendere consapevole non solo gli altri, ma anche i nostri territori, perché a volte si guarda cosa succede fuori, ma credo che sia anche molto importante, lo dico anche nell'ambito per esempio universitario, di far capire e condividere, rendere consapevole tutti coloro che sono parte di queste comunità di quanto sia importante la discussione su questi temi. Poi, per quanto l'idea sia e la volontà sia di sviluppare conoscenza, credo che mai come ora ce ne sia bisogno.